segnali di ripresa ci sono, è una riconferma di quello che è stato un anno eccezionale l'anno scorso. Quello che ancora persiste è una ripresa lenta, molto precaria, non di grande visione, e i lavoratori chiaramente percepiscono questo stato di cose, anche se gli indicatori economici e gli osservatori ci danno tutta una serie di segnali assolutamente positivi. Vi preoccupa soprattutto un zoccolo duro di 6.000 persone uscite dal mercato del lavoro e che rischiano di non riuscire a rientrarvi più? Sì, persiste uno zoccolo duro di 6.000 lavoratori che non riesce a rioccuparsi. Sono figure deboli del mercato del lavoro che è in costante e continuo cambiamento, sono figure che nonostante il salto positivo che c'è stato l'anno scorso non riescono a impiegarsi perché non rispondono a quello che il mercato del lavoro sta sempre più richiedendo in termini di innovazione, di flessibilità organizzativa, di capacità di coordinamento, di capacità di dare letture e capacità di gestire dei sistemi informatici e delle nuove tecnologie. Questo è un dato che ci preoccupa molto, sulla quale credo che la società trevigiana debba ragionare per trovare soluzioni anche extra il discorso inserimento lavorativo al mercato del lavoro. Le dinamiche economico-occupazionali poi hanno riflessi anche sui redditi dei trevigiani. Sì, abbiamo assistito a un miglioramento percentuale dei redditi dai 30 ai 50 mila euro, segnale del balzo in avanti anche dell'occupazione del 2015, sono redditi 2015, ma di controtendenza dall'altra parte c'è anche un aumento del 2,5% dei redditi da 0 a 7.500. Questi segnalano quel stato di precarietà occupazionale e di reddito che, come dire, evidenziavo prima.